Nell'età del bronzo, circa 3000 anni fa, la Sardegna era abitata da un popolo misterioso che costruì oltre 7000 torri distribuiti su tutto il territorio, i nuraghi. Oggi ne rimangono solo i ruderi e permane il dubbio se fossero stati edifici sacri, fortezze o se fossero utilizzati entrambi gli scopi. I nuragici avevano sviluppato intensi traffici commerciali con i Micenei in Grecia e con i popoli della penisola italica. Qui è ricostruita questa antica scena di commercio, con la collaborazione dell'Associazione Memorie Milites, gruppo che si dedica alla ricostruzione di armi, oggetti, abiti e attività della Sardegna storica e preistorica, in base alle più accurate ricerche scientifiche e archeologiche. Si può immaginare che alcune testure marginate di provenienza greca siano state trasferite in Sardegna in epoca nuragica. Questa è un'ipotesi con delle prove scientifiche a supporto. Analisi genetiche comparative hanno confermato che effettivamente circa 3000 anni fa un ceppo di testuggini fu trasferito dalla Grecia in Sardegna. L'inizio del popolamento. Si sono facilmente riprodotte e distribuite sempre a passo lento, attraverso di 3 millenni. I risultati scientifici evidenziano che le testuggini di questo ceppo sardo discendono soltanto da 25 animali provenienti dalla Grecia. La Kelis lira era uno strumento a corde, fatto con un guscio di testuggine come cassa di risonanza. Giò non è un caso. La testuggine era nell'antichità simbolo della vita che collega la terra con il cielo.